Secondo sorvolo questa mattina da parte dell'assessore regionale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi per quantificare e visionare dall'alto i danni del maltempo nel Friuli occidentale, in particolare nell'area di Sacile, Bruniera, Fiume Veneto e Azzano Decimo. Al termine lo stesso ha fatto rientro presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova, l'occasione per sentire dal diretto interessato la situazione. Abbiamo appena completato l'attività di sorvolo sulle zone principalmente colpite. Si conferma sicuramente la gravità dell'area del Medio Friuli e in particolare di Mortegliano. Tutta la fascia ha subito, si vede, i colpi del vento e della grandine. I tetti sono divelti in buona parte del paese, più abbiamo raggiunto anche, non l'avevamo ancora visto, l'area a sud di Sacile, Bruniera, anche quella duramente colpita in particolare per le attività produttive, quindi sicuramente un bilancio che conferma la preoccupazione e in qualche modo le aspettative che avevamo individuato ieri. Ora siamo al lavoro per mettere in campo la macchina che deve superare il momento dell'emergenza, ma deve riuscire a dare delle risposte che potranno contare sicuramente sulle risorse messe a disposizione dalla Regione, ma è evidente che a questo punto si apre una discussione con lo Stato per quanto riguarda gli strumenti con i quali poter intervenire e naturalmente le risorse. Questo presuppone anche una catena di natura organizzativa che si deve basare con la Regione in testa nelle sue articolazioni, ovviamente con al centro la protezione civile, ma io penso che dovranno essere coinvolte sia le attività produttive che l'agricoltura, per alcuni aspetti anche l'ambiente, distinguendo quelli che sono i danni al patrimonio pubblico e quelli al patrimonio privato nelle infrastrutture o nelle altre fattispecie che sicuramente si verificheranno, penso soltanto alle automobili che sono state duramente colpite. Ecco, detto questo, poi adesso noi incontreremo nuovamente i sindaci, cercheremo di eh, riunirli per aree omogenee in maniera di poter assicurare alla popolazione quelle risposte che legittimamente il tempo via via presenterà. Con il portale già messo a disposizione per la stima dei danni, poi è chiaro che dovremo organizzarci anche qui lasciando perdere tutta una serie di cose che il sistema sta facendo, ma per fronteggiare questa situazione di difficoltà. Stiamo mettendo a punto una nuova procedura con un modello che non credo possa riproporre il modello Vaia, perché lì avevamo fenomeni completamente diversi, c'era un grande patrimonio pubblico in aree peraltro non densamente urbanizzate come quelle che abbiamo visto. Quindi adesso cercheremo di capire questo, insomma, avremo un confronto anche con il Presidente della Regione per capire un po' il Presidente Federica come intenderà guidare questa fase che sicuramente si presenta delicata e difficile, ma io sono convinto che la nostra esperienza e la determinazione della nostra gente che vediamo nel momento in cui la incontriamo è già al lavoro, oggi ne abbiamo visti tantissimi sul tetto, questo popolo esemplare saprà anche in questo caso superare queste difficoltà, unita alla gratitudine per tutte le forze che sono in campo, del Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine, il corpo forestale e sicuramente il quasi migliaio di volontari di protezione civile che in queste ore stanno lavorando per ripristinare le condizioni di normalità.